Siamo intanto a Valvasone, provincia di Pordenone. Valvasone ha origini antichissime, vanno ricercate all'epoca romana, ma il periodo che l'ha più fortemente caratterizzata è il Medioevo, infatti mantiene ancora il suo impianto medievale, le sue piazze, i suoi vicoletti, i suoi edifici, le chiese e un duomo molto importante. Il Duomo quattrocentesco custodisce un lino che nel 1294 è stato protagonista di un miracolo e un organo veneziano del Cinquecento ancora funzionante, pare che sia l'unico in Italia. Beh, un suono eccezionale, Questo organo davvero è nel suo genere l'unico che c'è in Italia? Sì, effettivamente è l'unico organo esistente e funzionante ancora dell'arte organaria veneziana del 1500. Avete assunto l'assessore alla cultura locale? Sì, l'assessore alla l'organista. cultura è organista ormai da tanti anni della parrocchia e svolge egregiamente il suo compito. Ecco padre, lei ha gentilmente portato giù il contenitore del lino che solitamente si trova nella parte superiore dell'altare. Sì. Ecco, questo miracolo si dice 1294 o 1300, non si sa. Sì, comunque la tradizione riferisce il 1294 come l'anno in cui è avvenuto questo fatto straordinario. Come è avvenuto il miracolo? Sì. Una donna stava lavando? Sì, una donna stava lavando una piccola tovaglia d'altare alla roggia vicino alla chiesa di San Giusto, appunto la chiesa parrocchiale di Gruaro. E a un certo punto da una particola consacrata rimasta tra le pieghe sono uscite delle gocce di sangue che la donna insomma ha presentato questo lino al parroco e questo stipò il vescovo voleva portare il lino nella cattedrale di Concordia. Alla fine è venuta qui? Sì, è venuta qui insomma, ecco, perché i conti di Valvasone erano giuspatroni della chiesa di Gruaro. Ecco, è stato accertato che è stato un miracolo? Ma ci sono, sì, scientificamente no, ma c'è una lunga tradizione e c'è l'approvazione per la venerazione di questo segno. Insomma, ecco. Grazie padre, grazie.